Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Andiamo a finire di vedere le partite giocate nel 2013. Anand, anzi meglio Carlsen lo sfidante contro Anand. Siamo ad un punteggio di 5 contro 3. Stiamo arrivando alle partite finali. Vi ricordo che il totale delle partite sono 12, ma le partite che verranno giocate sono 10, quindi siamo veramente agli sgoccioli, quindi significa che Anand ha assolutamente bisogno di una vittoria. Gioca coi bianchi, dunque ha una buona possibilità. Tanto è sempre lì in attesa del tè, in attesa che arrivi il suo avversario. E qui ovviamente avrete visto in tutte queste partite, si è giocato spesso E4, E5, probabilmente ora ci vuole qualcosa di diverso per cercare di forzare una vittoria, un punticino. Tant'è che infatti Anand apre con D4. Oh, finalmente una sorpresa. Cavallo F6, solita risposta di Carlsen contro D4, C4, E6, cavallo C3, alfiere B4. Variante aggressiva, nizzo indiana, il cavallo viene subito inchiodato. L'idea del nero è quello di arroccare il prima possibile, di eliminare questo cavallo il prima possibile, anche a discapito di perdere l'alfiere. Non c'è nessun problema per il nero. E quindi è una variante assolutamente molto aggressiva. F3, questa variante è particolare, soprattutto se viene giocata in una finale per il campionato del mondo di scacchi. L'idea ovviamente è quella di sostenere una spinta su E4, perciò il nero ora deve controllare assolutamente la casa E4 il più possibile con D5. A3 per scacciare l'alfiere e come già avevamo detto qui il nero una volta che mette l'alfiere in B4 è disposto a darlo. C5. Il nero cerca subito complicazioni, Carlsen dice ok, tu hai ancora il re esposto, devi ancora arroccare. Tra l'altro in queste varianti a volte si vede anche andare il re in F2, è totalmente normale. Quindi cerca di aprire le diagonali e le colonne il più possibile. C per D5, E per D5, E3. Una posizione veramente strana e complessa. E qui Carlsen gioca veramente una mossa molto bella e precisa. C4. L'idea di C4 è quella di creare questo muro di pedoni che vada a controllare la casa di 3 in modo tale che l'alfiere non possa andarci, la donna non possa andarci e quindi andare a comprimere tutto lo schieramento del bianco. Questo pedone è molto importante. Inoltre, questo pedone controlla benissimo anche la casa B3, quindi in un futuro potrebbero esserci giocate anche di questo tipo con insediamento di un cavallo su B3 che è veramente fortissimo. L'unico controgioco che ha qui il bianco è quello di cercare prima o poi di giocare una spinta su E4, non ora ovviamente. L'idea ovviamente è quella di cercare di minare questa base di questa piccola catena di pedoni in modo tale da rendere debole il pedone C4 e sbarazzarsi. Quindi diciamo ora tutto il gioco del bianco è sul cercare di preparare la spinta di rottura in E4. Cavallo in E2, questo cavallo probabilmente verrà piazzato in G3 e da C3 potrà sorreggere meglio la spinta in E4. Cavallo in C6 e ora non viene giocata cavallo G3 come potevamo immaginare. Su cavallo G3 c'è un'ottima variante molto carina che è H5. L'idea è quella di scacciare questo cavallo da qui, perciò alfiere in E2, H4, cavallo in F1 e il bianco si trova ancora una volta a corto di spazio con alfiere F5. L'idea è di giocare donna D7 arroccare lungo e l'alfiere super controlla insieme al pedone la casa di 3 e in generale tutte queste case chiare. Ma la partita non è andata così. Su cavallo C6 non viene giocata cavallo G3 ma bensì G4. Attenzione, ci sono diagonali deboli per il bianco. Si sta quasi cercando di cadere in un matto dello scolaro, se non fosse che il cavallo difende la casa G3 poi il re ha anche una via di fuga, ma è una posizione assolutamente complessa. Prima di ogni attacco Carlsen dice io arrocco, poi dopo ci riaggiorniamo, alfiere G2,
cavallo in A5, e l'idea è proprio quella, come dicevamo, di andarsi a piazzare in questo bellissimo avamposto su B3. Il cavallo qui sarà molto fastidioso, minaccerà la torre, e c'è anche un'idea di fondo che vediamo praticamente fra pochissimo. L'idea del cavallo su B3 non è tanto minacciare la torre, che si può spostare in A2 tranquillamente, ma dato che ora si è formato un pedone debole all'interno dello schieramento del bianco e questo pedone è difeso solo dall'alfiere, se io col cavallo ti tolgo l'alfiere, ti tolgo il difensore su questo pedone, quindi poi potrò giocare col nero torre in E8 puntandoti su questo pedone, e controllo ancora di più la colonna E e impedisco la tua spinta liberatoria su E4 che vuoi fare da parecchio tempo. Quindi si sta veramente giocando tutto per evitare, il nero gioca per evitare che il bianco spinga in E4 e il bianco non vede l'ora di spingere E4. Arrocco corto anche da parte del bianco, cavallo in B3, eccola qui la mossa che è stata giocata, doppio attacco, noi sappiamo che questo cavallo vuole buttarsi contro questo alfiere, torre in A2, ma prima c'è B5. B5 serve a supportare questo pedone, cavallo in G3, A5, wow, stiamo cercando di capire che cosa ha in mente Carlsen. Sicuramente ha intenzione di fare qualcosa di questo tipo, ovviamente prima verrà catturato l'alfiere, se il bianco non cambierà questo pedone potrà essere spinto cercando di andare a promozione, quindi una spinta aggressiva dei pedoni sull'ala di donna, e come noi sappiamo bisogna reagire. Come? G5, un'ottima reazione. Ora questo cavallo può andare in due parti, cavallo in E8 che sembra al momento passiva, o cavallo in D7 con l'idea di piazzare il cavallo in B6, poi in A4 e fare pressione su quest'altro pedone debole in C3. Tuttavia questa è una manovra che, a parte che è lenta, ma su cavallo D7 rende cattivo l'alfiere in C8, gli chiude la diagonale che ora è fondamentale. Dunque, all'alba di tutte queste considerazioni, la mossa corretta, anche se sembra assurdo, è cavallo in E8. Ora il bianco deve semplicemente decidere quale tipo di piano portare avanti, se F4 oppure giocare E4. Ma ovviamente viene giocata E4, che era la spinta che il bianco voleva fare dall'inizio della partita e solo ora è riuscito a farlo. Cavallo cattura su C1, e che cosa sarebbe accaduto su D per E4? La situazione sarebbe stata tragica, abbastanza tragica, perché Anand sarebbe riuscito a raddoppiare le torri con un fortissimo attacco, perciò è giustissima la cattura del cavallo in C1. E ora donna per C1. Siamo attualmente alla 17ª mossa e i due giocatori iniziano già ad avere poco tempo sull'orologio. Hanno pensato molto per ogni singola mossa, proprio perché la posizione è molto complessa e ovviamente in palio c'è il titolo di campione del mondo. Torre in A6, questa torre controlla la sesta traversa e tutte le varie iniziative e sacrifici di pedone. E5, wow, ancora una volta si cerca di invadere il territorio nemico in questo modo. Ancora una volta non andava bene una cattura di questo tipo, quindi torre a 6 andava bene, E5 viene giocata, cavallo in C7, F4, B4, e ora cosa deve giocare il bianco? Ci sono varie possibilità. Assolutamente bisogna catturare questo pedone, ma in caso di F5 semplicemente B per C3, donna per C3 e il bianco perde l'iniziativa sull'ala di re, quindi questa mossa assolutamente non va bene. Perciò bisogna catturare il pedoncino, a questo punto si ricattura, cambio di torri e cavallo in A6. Ecco che cosa serviva il cavallo messo in quella posizione. Ora c'è questo pedone che, se non viene catturato, può essere fastidioso perché si crea un pedone passato, però Anand decide di giocare F5, decide di giocare in modo aggressivo ed è così funziona la partita. B3,
L'idea ora può essere di giocare H4, H5, H6 oppure di giocare subito cavallo in H5. Da notare che in questa posizione il computer dà posizione completamente pari, 0.00, una posizione molto molto difficile da valutare. Viene giocata tra le varie possibilità, oltre alla spinta di pedone e cavallo in H5, viene giocata invece donna in F4, forse sarebbe stata più prudente donna in E2 in modo tale da controllare la fuga di questo pedone. Donna in F4, l'idea ovviamente è quella di cercare di bloccare tutto, di piazzare la donna in H4, di piazzare la donna in H6, ovviamente dopo che la struttura dei pedoni saranno bloccate, far arrivare anche la torre e dare poi un matto su H7, ma adesso lo vediamo bene. Cavallo C7, F6, ecco qui. Ora, se Carlsen non prende provvedimenti, l'idea ovviamente è quella di catturare su G7 e poi far seguire cavallo in H5, cavallo in F6. Il cavallo, una volta che in F6 la partita è praticamente vinta, perciò Carlsen gioca a G6. La posizione è veramente dura, il nero Carlsen rischia veramente un matto da un momento all'altro, rischia, come dicevamo, questo tipo di manovra, donna H4, donna H6, seguita da torre, torre e poi il matto su H7. Anand gioca donna in H4, attenzione, attenzione, la situazione si fa veramente veramente critica. Cavallo in E8, donna H6 e adesso viene giocata B2. Un'idea interessante da parte di Carlsen era anche giocare alfiere in G4. Qual è l'idea? L'alfiere di G4, l'alfiere G4 è quello di interrompere la comunicazione della torre con la donna, poiché a seguito di torre F4, donna D7, la donna si sarebbe connessa con l'alfiere e avrebbe reso innocuo l'attacco, quindi è interessante molto come situazione. Seguito di H3 per esempio, B2, sacrificio di torre, ma qui il nero riesce ad andare a promozione. Ma non viene giocata questa variante, viene giocata subito B2. Mossa interessante, Carlsen ovviamente minaccia la promozione a donna e adesso attenzione, Anand ha pochissimi minuti sull'orologio e deve fare le mosse più precise in assoluto. Gioca torre in F4. L'idea è che se Carlsen va a promozione, io mi difendo con l'alfiere o con il cavallo e poi porto la torre in H4 dandoti matto. Il problema è di quando fai questi tipi di attacchi che devi essere molto preciso. La donna va a promozione scacco, viene giocata cavallo in F1 e qui c'è stato l'errore decisivo. La mossa corretta era alfiere in F1. Alfiere in F1 avrebbe permesso la partita di continuare, poiché per esempio su donna D1, torre in H4, donna in H5, sacrificio ovviamente di donna, però dopo la cattura di cavallo qui il bianco avrebbe avuto ovviamente buonissime possibilità di controgioco. Certo c'era alfiere F5 che comunque riusciva a tenere tutto, ma qui la situazione ovviamente è giocabile per entrambi i giocatori, mentre con la difesa cavallo in F1 Anand non vede che Carlsen può giocare donna in E1. Donna in E1 ovviamente in caso di torre in H4 per l'attacco il nero sacrifica questa nuova donna, una donna in più per questa torre e praticamente l'attacco del bianco finisce totalmente. Ed è proprio su questa mossa di donna in E1 che dopo pochi secondi Anand si rende conto di aver fatto la difesa sbagliata, cioè ovvero quello di cavallo in F1 e si arrende. Ancora un altro punto fondamentale per il norvegese che va in vantaggio questa volta di 3 punti e siamo veramente alle battute finali. Nel prossimo video ci andremo a vedere gara 10 che sarà l'ultima partita e vedremo praticamente la proclamazione del nuovo campione del mondo di scacchi 2013 Magnus Carlsen. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!